subito dire ai nostri amici telespettatori che se vogliono entrare in diretta e parlare con Lucia possono farlo attraverso il numero che vedete in sovraimpressione. Potete anche mandare dei messaggi WhatsApp, noi li leggiamo tutti e siamo contente di rispondervi. Ecco, detto questo, amore mio, Madonna, dice di no ma è emozionata. Parliamo un po' del tuo lavoro discografico Guaiuncella Napoletana. Sì, allora, ecco. il mio lavoro discografico prende il nome del mio primo inedito, Guaiuncella Napolitana, che parla di me, del mio carattere e di quello che penso. E sono molto contenta, sono molto fiera di essere venuta qui stasera e mi fa piacere. Io ti guardo e mi incanto perché, come vi avevo detto, è molto matura, ecco, per l'età che ha, ed è una ragazzina molto caparbia, segue i suoi sogni, i suoi progetti, e prossimamente cosa bolle in pentola? Si può sapere? No, ancora presto, dedichiamoci a questo lavoro, vero? Sì, ecco, ci saranno nuovi inediti però. Ci saranno nuovi inediti che presenterai sempre qui su TV Campane. Sì. Dobbiamo guardare sempre in telecamera. A proposito, vogliamo salutare anche i fratelli Marigliano, ecco gli editori di TV Campane, con i vostri applausi in studio. Ancora la regia di Pino Fontana ed Antonio Esposito, al nostro amico Roberto, ecco, il nostro cameraman di fiducia. Detto questo, tu non vedi l'ora di cantare, lo so benissimo. Però, ecco, non ci sono solo loro questa sera come ospiti fisse o fisse, sono femmine, fisse. Ecco, ci saranno tanti ospiti ancora, però non diciamo nient'altro, dai, perché lasciamo tutto all'immaginazione e alla sorpresa, va bene? Sì. Adesso è il momento di ascoltare un brano dal titolo Gesù, Giuseppe, Sandan e Maria. Ne hai fatto pigliare colore a nessuno, ecco. Chi sono gli autori, chi sono gli arrangiatori? Sì, è una cover di Cinzia Oscar. Ah, questa è la cover di Cinzia Oscar. Sì, sono... Ah, benissimo, pensavo che era... Gli arrangiatori invece sono Peppe Migliaccio, che salutiamo con grande affetto. È un grande, vero Peppe Migliaccio? Sì. Bene, allora siamo pronti? Anzi, sei pronta per cantare Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria? Bene, ma prima c'è una telefonata per te. Dai, prendila te che sei la padrona di casa, vai. Pronto? Buonasera. Buonasera. Ciao Luci, tu ciao Enzo. Enzo, e chiami da? Ciao Luci. Enzo da Villa Literno. Ciao. Ciao Enzo. Ciao Enzo, come stai? Cosa Luci, cosa tu appassionato? Ha detto che è molto bella la tua canzone Guagliuncella Napolitana. Dopo te la facciamo ascoltare di nuovo. Ti piacciono le mie canzoni? Ciao, buona giornata. Ciao, buona giornata, buona serata. Oramai la giornata è andata. Ciao caro. Beh, devo dire che Enzo è sempre presente. È pronto? Pronto? Pronto, sì? Buonasera, con chi abbiamo il piacere di parlare? Allora, io sono Alba e chiamo da Chietri sul Mare. Ciao Alba! Dici tutto, cara Alba. Niente, io volevo fare i complimenti per Lucia Diamante. Grazie! Emozionata. Perché lei è veramente una piccola star. Vero? Sì. Grazie! E beh, hai ascoltato le mie canzoni? Sì, tutte. Niente, quella là in particolare che più mi piace è Burro e Marmellata. Sì, anche a me è la mia preferita. Anche a me piace tantissimo quella canzone, poi mette appetito, quindi... Senti sì. Cara, allora cosa gli auguri a Lucia? Cosa auguri a Lucia in questo momento, dai, per l'avvenire? Guarda, visto che anche io sono una mamma, quindi ho già due bambini, diciamo, due ragazzi grandi, però io a lei gli auguro veramente di fare carriera nella sua vita e di fare tutto quello che lei desidera e gli piace, visto che lei canta veramente con tanto amore e diciamo così grazie. È la perfezione quando canta, quindi grazie. Lo fa con amore, è vero. Senti, i tuoi ragazzi come si chiamano, che li salutiamo? Allora, uno Antonio e una Francesca. Ah, un maschio e una femmina, quindi un bacio circolare da tutti noi. Grazie carissima, alla prossima. Va bene. Ciao Alba. Un bacio. Alba, ciao. C'è un'altra telefonata, prendila pure, è casa tua questa, Lucia. Pronto? Pronto? Chi è? Pronto? Pronto, ciao. Pronto? Chi sei?
Senti, voglio fare una dedica. Va bene. Da dove ci chiami? Senti. Scusa, chi sei e da dove ci chiami? Io da Palagiano. Bene, come ti chiami? Io Pasquale. Pasquale. Allora, dici tutto, Pasquale. Senta, che canale... È caduta? Beh, richiama, caro Ciao, amico, un bacio. Pasquale, richiama perché è caduta la linea, ti aspettiamo in studio. Allora, tesoro, tu sei prontissima per cantare, non vedi l'ora, stai fremendo. Ecco, io te lo lascio fare, quindi aspetta che ti faccio scendere, poverina. Signore e signori, lady and gentlemen, la raggiante Lucia Diamante in Gesù, Giuseppe, Sandanna e Maria. L'uomo divino, lo sguardo da maschio latino, mi amava, diceva, e tanto il mio cuore rubava, ed io sempre più innamorata, lo amavo ogni giorno di più, ma aveva sposato promessa da Nevoggia, casa vicina a mamma. Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria, inserisceva vita mia, oh ma la strada così mezza mia, San Giuseppe, Sant'Anna e Maria. Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria, inserisceva vita mia, oh ma la strada così mezza mia, San Giuseppe, Sant'Anna e Maria. Parlava spagnolo, diceva mi chiamo Manolo, e quando ballava sentivo che il cuore impazziva, ed io sempre più innamorata, lo amavo ogni giorno di più, ma aveva sposato promessa da Nevoggia, casa vicina a mamma. Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria, inserisceva vita mia, oh ma la strada così mezza via, San Giuseppe, Sant'Anna e Maria. Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria, inserisceva vita mia, oh ma la strada così mezza via, San Giuseppe, Sant'Anna e Maria. Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria, inserisceva vita mia, oh ma la strada così mezza via, San Giuseppe, Sant'Anna e Maria. Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria, inserisceva vita mia, oh ma la strada così mezza via, San Giuseppe, Sant'Anna e Maria. Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria, inserisceva vita mia, oh ma la strada così mezza via, San Giuseppe, Sant'Anna e Maria. Ah, Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria, che bella canzone. Salutiamo anche la nostra carissima amica Cinzia Oscar Sì. e diamo sempre, anzi diciamo sempre grazie alle Un bacio. belle e brave ballerine che ti accompagnano. Grazie ancora ragazze.